Cari telespettatori, ben ritrovati con noi. Ci fa piacere avere qui con noi in studio Sergio Taurino, presidente dell'ADOC Veneto, Associazione Consumatori, ormai lo conoscete bene, come altrettanto piacere, prima o poi l'avremo anche fisicamente in studio, intanto è collegata perché è sempre molto impegnata, purtroppo per lei, perché vuol dire che ha tanti problemi da risolvere, Giovanna Capuzzo, presidente Federconsumatori del Veneto. Grazie Presidente. Grazie a voi, buongiorno e ben ritrovati. E allora siamo per parlare di un tema che purtroppo di cui non vorremmo mai doverlo affrontare o approfondire, però di fatto con l'inizio dell'anno, tanto per cambiare, si parla di stangata dei prezzi di tanti beni al consumo, di tanti servizi. Abbiamo già parlato dell'energia elettrica, con chi fornisce l'energia elettrica e ci ha dato delle spiegazioni cosa sta succedendo, insomma una tempesta perfetta, oltre al fatto che tante aziende sono in difficoltà, come era immaginabile con la transizione green, si pensava, si immaginava, si sapeva, poi l'onda lunga della crisi della Germania e sono in vista purtroppo dei licenziamenti. Allora, voglio incominciare, prima le donne, con Giovanna Capuzzo. Buongiorno a tutti. Presidente, voi avete fatto come Associazione Consumatori, come anche l'ADOC e anche altri, perché poi ho notizie anche dall'Adico e da altre, delle analisi, delle valutazioni e delle considerazioni. Ci racconti un po', dopo il Presidente qui, Taurino, integrerà con le loro indagini. Certo, allora noi come Federconsumatori ovviamente annualmente teniamo in forte considerazione l'andamento dei prezzi. Purtroppo anche il 2025 non si apre con delle buone notizie né purtroppo con delle buone prospettive. A dicembre avevamo registrato, ovviamente sono dati Istat, un indice di inflazione dell'1,3%, che ovviamente si traduce in un forte aumento per quanto riguarda i costi che le famiglie dovranno accollarsi nel corso del 2025. In base alle stime, perché ovviamente adesso si può parlare solo di stime perché per fortuna o purtroppo non siamo in grado di prevedere quelli che saranno gli andamenti del mercato e soprattutto anche, come diceva giustamente lei, sul fronte energetico, l'andamento ovviamente dei costi dell'energia, però abbiamo fatto una proiezione e si parla purtroppo di una stima indicativamente dai 400 euro in su in più all'anno per ogni famiglia, che quindi ricade sulla possibilità di lavoratori, pensionati e liberi professionisti di poter far fronte alle spese quotidiane. Il grosso, come ben sappiamo, è dettato fondamentalmente dalla componente energetica e da tutto quello che conseguentemente va ad aumentare. Purtroppo vediamo che non aumentano solo ovviamente i costi che vediamo nelle bollette che riceviamo quotidianamente, ma l'aumento dei prezzi dell'energia, sia questa elettrica, del gas e ai noi anche sul fronte della benzina, si traduce in un aumento conseguente dei beni al consumo e anche dei servizi che vengono offerti ai consumatori. Quindi purtroppo su questi 400 e oltre ovviamente euro in più annui che verranno chiesti in più alle famiglie si ovviamente vedono incidere soprattutto i costi, come detto più volte, dell'energia, ma anche quelli dei generi alimentari e soprattutto dopo il mio collega, scusate, Taurino vi darà un'immagine soprattutto per quanto riguarda la provincia di Padova, visto che da qui stiamo trasmettendo, ma in generale ovviamente abbiamo avuto degli aumenti per quanto riguarda anche il costo per esempio delle assicurazioni, quindi dell'RC auto, per quanto riguarda i costi dei trasporti, senza parlare ovviamente dei forti disagi che tutto il paese sta subendo a causa ovviamente dei molti disservizi sul fronte soprattutto ferroviario. Abbiamo avuto un aumento per quanto riguarda le autostrade, avremo un aumento per quanto riguarda la fornitura dell'acqua e purtroppo anche la tassa sulle immondizie. Sono aumentati ovviamente tutti i costi dei beni utilizzati per esempio anche dagli studenti. Abbiamo già visto a settembre quanto in più hanno inciso sui bilanci familiari gli aumenti dei costi di tutto il materiale scolastico e dei libri. Un aumento ovviamente anche sui costi della ristorazione, quindi di chi ancora può permettersi di andare a mangiare fuori, un costo ovviamente sugli abbonamenti dei servizi che vengono forniti, diversi da quelli di luce e gas, e un aumento purtroppo anche sul fronte sanitario, visto che investimenti da questo punto di vista non ce ne sono, non sono sufficienti,
e purtroppo sempre molte più persone devono ricorrere alla sanità privata con ovviamente un aggravio dei costi. Assolutamente. Ecco, a Nord è vero, a me risulta qua che le autostrade per adesso è stato bloccato l'aumento consueto di gennaio, è notizia terrificante che di solito ci seguiva, ma sembra che per adesso almeno il pedaggio autostradale sia stato bloccato, posticipato, non lo so. Però, Presidente, tutto questo non spaventerebbe se parimenti ci fossero degli aumenti delle buste paga delle persone, perché il problema di fatto è che ormai siamo l'ultima regione in Europa, l'ultimo Stato in Europa per livelli di reddito e tantissimi contratti non sono stati rinnovati, poi soprattutto nel settore privato, tanti sono in attesa e in ogni caso anche i rinnovi non sono sufficienti a star dietro al costo della vita. Assolutamente sì, si registra infatti ancora l'impossibilità di avere un adeguamento corretto di pensioni e salari, che quindi comportano ovviamente un ulteriore aggravio per quanto riguarda le famiglie, perché non avendo ovviamente un potere d'acquisto adeguato rispetto a tutti gli aumenti si riscontrano sempre più difficoltà. Ed infatti, secondo uno studio recente, attualmente per esempio, sempre rimanendo in campo energetico, che purtroppo ai noi è un tema assolutamente attuale e lo sarà purtroppo per molto tempo, aumentano sempre più le persone che scadono nella povertà energetica. Ora si parla di quasi 8 persone su 100. Cosa vuol dire povertà energetica? Sì, la povertà energetica di fatto è l'impossibilità per il soggetto di far fronte alle proprie esigenze energetiche, tra virgolette, ovvero l'impossibilità di potersi riscaldare durante l'inverno, di potersi raffrescare durante l'estate, di fatto di poter godere di questi beni primari che rendono ovviamente una vita del cittadino dignitosa e consentono adesso un benessere, ovviamente con tutte le ricadute conseguenti che questo comporta, quindi un aggravio per tornare anche sul settore sanitario dal punto di vista della sanità, perché una persona che non riesce a vivere in maniera dignitosa ed adeguata è chiaro che è più soggetta ad ammalarsi. Assolutamente. Andiamo qui in studio, Presidente Taurino, tra l'altro io ho dimenticato anche Adiconsum ha fatto un'analisi a livello nazionale e territoriale dello spaccato aggiungendoci le case di riposo, di cui noi abbiamo parlato anche in trasmissione perché anche quelle sono un costo importante per le famiglie, c'è stato un aumento anche qui nelle rette per cui non vanno dimenticate. Sì, buongiorno a tutti, intanto saluto la collega Gio Capuzzo. Ha detto tutto lei, ma... Andiamo nello spaccato adesso. Andiamo nello spaccato perché secondo me anche il infatti il grafico che vedevamo prima ci dà proprio... importante, la povertà energetica ci fa capire, insieme anche all'impossibilità di accesso alle cure, sta facendo capire che la situazione non è solamente dovuta all'inflazione, ma tutto un sistema che sta appesantendo la vita delle persone singole e delle famiglie. Allora qua vediamo, lei ha portato un grafico molto interessante, tra virgolette curioso. Allora abbiamo la top 10, top 10 invece porta gioielli e orologi, che vabbè uno dice un bene voluttuario, però più 27,7%. Perché i beni rifugio, io sto pensando anche a loro, no? Forse indirizzano quelle persone che hanno possibilità di poter accedere, cioè accumulare un po' di risparmio, vanno a investire specialmente sui beni che noi chiamiamo di voluttà, però sono dei beni che poi dopo a lungo termine riportano sempre dei valori abbastanza alti di rendita, mentre invece poi dopo se noi scendiamo nelle varie caselle cominciamo ad andare verso i servizi. Allora leggiamo servizi ricreativi e sport più 18%, che sono i bambini, i ragazzi, oppure anche chi ha pratico nattivo. Ci stiamo rendendo conto che i primi più penalizzati sarebbero le associazioni di volontariato sportive eccetera, che danno ai bambini, ai ragazzi, ai giovani la possibilità di accedere allo sport. L'accesso allo sport non è una cosa, è una qualità di vita, cosa che effettivamente poi dopo si riscontra quando succedono queste situazioni. Abbiamo i servizi dentistici più 15%, ecco, altra cosa, si parla di prevenzione. Alle cure. Allora, io fuori trasmissione parlavamo appunto degli appuntamenti, addirittura anche in libera professione, che richiedono mesi per poter essere gestiti.
La collega Capuzzo parlava del discorso delle cure, delle mancate cure. 4,5 milioni di italiani quest'anno hanno rinunciato alle cure primarie. Fra questi probabilmente ci saranno anche i servizi dentistici. Ecco, questa è una fotografia di Padova, voglio tenere presente anche, Elena, che sia una fotografia di Padova, perché in Commissione Prezzi io ci vado ogni mese e ci viene fuori questa infografica. Ecco, però Padova è un po', dopo Venezia ha le sue peculiarità, ogni città ha le sue, però Padova sempre primeggia per aumento dei prezzi e non diminuzione. Sì. Cioè, questo dite voi associazione di consumatori, leggo dai report. Messaggio, ma con tutti questi aumenti qualcuno vuol capire che le famiglie vanno allo sfascio, ma è speculazione oppure sono aumenti reali? Questa domanda la giro a lei e dopo anche alla Giovanna Capuzzo. Allora, per quanto riguarda il discorso del riassorbimento dell'inflazione, dico al telespettatore che nell'anno scorso e nell'altro anno c'è stato un aumento di inflazione veramente mostruoso che per essere riassorbito non ci vuole un anno, ci vuole anni, perché si possa ritornare al pre-Covid. Certo. Quindi chiaramente stiamo parlando che noi abbiamo attraversato dal 2018 la crisi dei subprime americani fino a oggi, abbiamo preso delle mazzate talmente tali che l'inflazione poi dopo si è insinuata e ha prevaricato tutte quelle che sono le esigenze di ogni consumatore. E sono d'accordo col telespettatore per il discorso della famiglia. Le famiglie sono state quelle più penalizzate. Certo. Cioè, prese le persone una a una potremmo fare un report, ma le famiglie sono quelle che hanno subito la mazzata più grossa. Leggo un altro messaggio, poi do la parola anche alla Presidente Capuzzo. Vi sto ascoltando, mi sto terrorizzando. Io ho uno stipendio che da oltre 10 anni non ha avuto mai un euro di aumento e siamo in 3 in famiglia. Ditemi con 2.300 euro al mese come sopravviviamo quando solo l'affitto è di 700 euro mese e sono fortunata. Presidente Capuzzo. Sì, allora non possiamo che condividere ovviamente le preoccupazioni dei telespettatori, che sono ovviamente anche le nostre e penso di tutti noi, essendo tutti consumatori. Allora, per quanto riguarda il primo messaggio, è chiaro che il sospetto che in molti casi ci siano anche speculazioni è più che fondato. L'abbiamo visto nello scorso anno con gli aumenti dei costi dell'energia che non erano assolutamente giustificati, lo vediamo anche in altre circostanze. Sul piano per esempio delle assicurazioni c'è stata un'impennata che dal nostro punto di vista non trova giustificazioni. Diciamo che l'andamento purtroppo in su dei prezzi dà troppe volte l'occasione per chi opera in maniera non prettamente corretta nel mercato di approfittare della situazione ed aumentare in maniera non giustificata i costi. Per quanto riguarda invece l'altra segnalazione, ovvero l'impossibilità e la difficoltà di quel gruppo familiare di far fronte alle spese quotidiane, scusatemi, è una giustissima osservazione e ovviamente conferma quanto abbiamo detto prima, ovvero che purtroppo pensioni e salari non sono state adeguatamente aggiornate rispetto all'inflazione, che purtroppo vediamo che storicamente laddove i prezzi aumentano in maniera generale fanno prestissimo ad aumentare su tutto, diversamente insomma il trend al contrario, ovvero le diminuzioni dell'inflazione o dei costi in generale hanno una discesa molto più lenta. Assolutamente. Riprendendo sempre questo che appunto lei nella Commissione Prezzi Taurino, questo dell'Ufficio Rilevazione Prezzi al Consumo e Statistiche Economiche del Comune di Padova, diamo 2 o 3 dati e sono nella parte centrale, ma li leggo per chi non riesce a leggere. Il pane fresco più 3,9% di aumento che avete riscontrato, la pasta un piccolo calo del meno 2%, la carne più 3%, la frutta e il pesce meno 0,3%, quindi sono stazionari, verdura più 2,6%, e già era molto cara, e il caffè più 11,4%, oli e grassi più 6,7%, latte, uova e formaggi più 2,5%. Questo carrello della spesa è pesantino ed è solo a livello esemplificativo. Carrello della spesa e i prodotti alimentari. Di alcuni prodotti alimentari, perché altri sono diventati inaccessibili per le famiglie. Proprio perché l'Istat chiaramente fa le rilevazioni in base a un paniere, per cui capiamo che non possiamo, nella distinta che arriva a noi della Commissione Prezzi, ci sono tutti i prezzi per qualsiasi, dalle patate fino
ma qua stiamo parlando dei beni primari. In genere quando uno va a fare la spesa, questi sono gli alimenti che più o meno vengono comprati in maggior parte. Per quanto riguarda invece il discorso a sinistra che facevamo, ci terrei poi dopo a fare un piccolo appunto sull'aumento dell'acqua. Allora, aumento dell'acqua sembra, sì. Però poi dopo ne parleremo, perché questo è già un segnale che da anni sto segnalando regolarmente, sì, e che ci fa capire che dobbiamo invertire la rotta su alcune cose. Comunque ha ragione Elena, l'inflazione a Padova sale molto di più, non molto, un po' di più del nazionale, e scende molto più lentamente del prezzo al nazionale. Fornitura acqua potabile, attenzione, che si consuma più 6,7%. Cioè, questo vuol dire che, guardate, la vostra bolletta dell'acqua è una mazzata. No, non solo la bolletta. Allora, tutte le bollette, la dottoressa Capuzzo diceva, l'ha detto tra le altre cose, ha detto che ci sono i beni e servizi che chiaramente hanno subito, no, dai trasporti, eccetera. Tra questi, no, anche la Tari, per esempio, come diciamo indicatore di quelli che sono i consumi, acqua, spazzatura, eccetera, no, stanno subendo proprio questo, si sta intaccando praticamente anche in questo modo la possibilità di accesso anche all'acqua potabile, che è una cosa che non sembra, però molte famiglie che hanno questo tipo di problema stanno sentendo, a parte il fatto che per scaldare l'acqua ci vuole l'energia, l'energia costa troppo, stanno risentendo. Io invece parlo di acqua potabile, che riscontro in Commissione Prezzi a Padova da almeno 1 anno e mezzo aumenta di poco, ma sta aumentando. Ecco, torniamo su questi temi. Servizi alloggio più 6,7%, altro bello aumento. Non è tutto qui, pubblicità, poi torniamo insieme.